leggende metropolitane, no? Che si può aprire con due pedoni. E c'è gente che dice: no, no, ma è così, mio nonno mi ha insegnato così, così. Ma leggi il regolamento e mi dicono: ma nel regolamento non c'è scritto che non si può fare. Grazie a cacchio, non c'è scritto neanche che il cavallo si muove come una torre. Vabbè. È tutto legittimo ciò che non c'è Vabbè. scritto. Perché questa citazione della scuola russa che dice non guardate per niente le aperture, partite dai finali e dal mediogioco, è vera, ma c'è un grandissimo peccato di omissione quando viene citato. Cos'è che non dicono? La scuola russa diceva guardate bene i finali, guardate bene il mediogioco, l'apertura all'inizio ni, però. Prima Mauro ti dicevo che ieri sono stato in un negozio di musica e il proprietario di quel negozio mi dice: ah, ma sai che so che giochi a scacchi, anch'io gioco a scacchi. Dice: ma se giochiamo io e te, chi è che vince? Faccio: non so quali sono le tue conoscenze. No, io faccio sempre la mossa, quella lì dell'imbecille, quella lì esco con la regina, poi esco con l'alfiere e faccio: ah, quello non è l'imbecille, quello non è... e sai cosa? Chi non conosce questo mondo non sa cosa c'è dietro, no? Quanto si può andare in profondità e quanto ovviamente si può diventare bravi, no? E anche l'idea di dire: ma esistono libri di scacchi? Qualcuno pensa che i libri di scacchi siano solo romanzi, storie di personaggi inventati o meno, però in realtà c'è dietro una cultura incredibile. Io credo che non è un caso che tu abbia incontrato un appassionato di scacchi in un negozio di musica, perché gli scacchi hanno una fortissima analogia con la musica. Eh, Quando una mamma o un genitore in generale mi chiede ma come mi devo approcciare per insegnare, per far imparare a giocare a scacchi un bambino, io gli dico guarda, devi immaginare che debba imparare a suonare uno strumento musicale. Quindi esiste la musica, noi ascoltiamo la musica, ci piace, però ormai non siamo sorpresi che esistano dei libri interi sulla musica, sul metodo, su tante cose. C'è l'aspetto manualistico e poi c'è l'aspetto più legato alla creatività e alla parte artistica. Quindi c'è una fortissima sintonia tra scacchi e musica, tant'è vero che sappiamo benissimo che molti campioni avevano degli skill molto avanzati nella musica, Taimanov, Smyslov e altri, no? Sì, 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 no, vedo anche proprio tanti musicisti sono appassionati, poi dipende quanto uno vuole andare poi in profondità. Secondo te, io penso di aver letto tanti libri di scacchi nella mia vita e spero di leggerne altrettanti, se non di più. Quello che mi è capitato di trovare, come penso in tutte le cose, manuali scritti bene, manuali scritti meno bene. Esempio, il titolo è Come vincere con... non so, il titolo molto accattivante, Sì, come vincere, come dare scaccomatto, come sbarazzarti del tuo avversario, e poi apri il libro e anziché magari trovare quello che io spero di trovare, consigli pratici su quella cosa del titolo, vedo una caterva di partite commentate messe lì dentro come se l'autore avesse voluto fare poco sforzo, cioè ti commento un po' di partite, ma capito, poi magari il consiglio veramente eccezionale a pagina 167, però io non ci sono neanche arrivato, mi sono rotto le balle prima, capito? allora questa cosa è molto interessante e lì entriamo nella psicologia. C'è un autore che a me piace tantissimo, che è Ramesh, che è l'allenatore di Pragnananda, è l'allenatore della nazionale indiana, quella che ha sfornato tutti i talenti, i migliori talenti più recenti. E nei suoi manuali, ne ha scritto uno di strategia che si chiama Logica scacchistica vincente, ne sta per uscire uno che si chiama sul calcolo. Lui, quello che mi piace molto, e tra l'altro è il motivo per cui ho voluto fortemente che traducessimo i suoi libri, e lui insiste sempre, se vi concentrate soltanto sul risultato, potete andare avanti, ma ricordatevi che il risultato non è sempre in vostro controllo. Cioè, quello che succede durante una partita non è per forza nel vostro controllo, perché in partita potreste avere il raffreddore, oppure
tutti noi abbiamo dei punti di forza e dei punti di debolezza e nelle partite capitano proprio le aree di nostra debolezza. In partita possono succedere tante cose. Che cosa è nel nostro controllo? Tutto quello che ci mettiamo per la nostra crescita personale. Se noi leggiamo un libro o facciamo dell'allenamento per migliorare noi stessi come scacchisti, per migliorare le nostre conoscenze e per migliorare il modo in cui riusciamo a mettere in pratica queste conoscenze, allora sicuramente miglioreremo, riusciremo a tradurlo in partita. A volte sì, a volte no, ma sicuramente miglioreremo. Questa cosa qua è molto collegata a come noi scegliamo un libro, specialmente sulla base di un titolo. Cioè, se noi andiamo in negozio, o ancora più difficile, se noi ordiniamo un libro per corrispondenza, come facciamo a sceglierlo? Facciamo fatica a sceglierlo. Noi abbiamo cercato di fare dei video come Due Torri per cercare di far capire per alcuni libri, se non altro, come è fatto l'indice, ogni capitolo come è strutturato, qual è la filosofia che sta dietro un determinato libro, eccetera, eccetera. Se io compro il libro con l'intento di vincere, tante volte taglio via tutta una serie di cose. Un'altra cosa bella del libro sul calcolo, per esempio di Ramesh, che sta per uscire tra l'altro, è che lui dice: io quando faccio allenare i miei allievi sul calcolo, non gli faccio calcolare solo le varianti corrette, andate a cercare anche quelle scorrette. Certo. Andate a cercare anche, perché tante volte è proprio dalla variante scorretta e da come si confuta che tu accendi la scintilla e impari a calcolare. Certo. Logicamente tutti quelli che usano i motori, il motore non te la fa vedere la variante scorretta, ti perdi una gran parte del sommerso, Sì, esatto, no? Ti perdi una esatto. gran parte delle cose che non vengono fuori in partita, come c'è nei 60 partite di recordare di Fischer. A un certo punto c'è un commento all'inizio di una partita e dice: la parte più interessante delle partite è quella che non viene giocata, che non si vede, no? Ecco. Per cui quando noi andiamo a cercare un libro, dipende molto da noi. Noi vogliamo andare a cercare un libro perché vogliamo crescere come conoscenza o vogliamo cercare di vincere? Sono legittime tutte e due le cose. Però, secondo me, il più delle volte le migliori scoperte sono quelle che tu fai che non le vai a cercare. Cioè, Cristoforo Colombo va a cercare l'India e trova l'America, no? Certo, verissimo. Cioè anch'io ho letto tanti libri, ma le cose che ritengo più preziose sono quelle cose che io avevo comprato il libro per certe cose e ne ho trovate delle altre. Parliamo di aperture, c'è questa smania delle aperture. I consigli più utili in determinate aperture li ho letti in libri di mediogioco. O un libro di finale addirittura, no? Certo, è vero. Sono andato a fare un torneo all'estero, il mio primo torneo all'estero in Spagna, e vari maestri con i quali mi allenavo mi dicevano: attenzione che in Spagna sono malati il triplo di noi italiani sulle aperture, cioè anche il giocatore da 1100 te li conosci fino alla 15ª mossa, poi però nel mediogioco ti puoi rifare. E lì proprio, che hanno una cultura molto più grande rispetto a noi italiani scacchistica, questa voglia di incentrarsi più sulle aperture l'ho vista anche veramente, sembrava di giocare contro un computer, cioè porca cane. Tu dovevi fare, come faceva un vecchio candidato maestro che adesso non è più in Italia, lui quando andava in un posto dove non lo conosceva nessuno e sfidava la gente del circolo, prima lui diceva col bianco, giocava la prima mossa, B3, G3. B3, G3, subito. Questo lo guardavano. Poi dopo a un certo punto si capiva. E poi anche qui ci sono tantissime leggende metropolitane, no? Che si può aprire con due pedoni. E c'è gente che dice: no, ma è così, mio nonno mi ha insegnato così, ma leggi il regolamento e mi dicono: ma nel regolamento non c'è scritto che non si può fare. Grazie a cacchio, non c'è scritto neanche che il cavallo si muove come una torre. È tutto legittimo ciò che non c'è scritto.
Ti interrompo velocemente per ricordarti che ho realizzato un mini corso completamente gratuito per migliorare a scacchi. Si chiama Scacchi Vincenti e trovi il link per accedere qui in descrizione e nel primo commento. Ora basta, ti lascio continuare con la puntata. Ciao! E invece, ritornando sempre a esercizi di scacchi e quindi libri, che cioè, Fischer praticamente è diventato bravo solo con i libri all'inizio, no? Poi Sì. è stato seguito nei libri. C'è un altro, secondo me, punto fondamentale, vorrei sapere la tua opinione. Libri di tattica, diagrammino, tu ti riporti magari i pezzi sulla tua scacchiera così studi bene, trova la mossa, il bianco vince, eccetera. L'obiezione classica è, grazie al cavolo, qui so che devo trovare qualcosa, mi sforzo, sto mezz'ora e forse lo trovo. In partita, come faccio ad avere quel campanello? Trova la mossa. Sai come fanno i politici? La ringrazio per la sua domanda. No, capito? No, questa cosa, visto che sono anche io istruttore, ovviamente questa è una cosa che addirittura non aspetto neanche che me lo dica l'allievo, sono io a dirgli Prima. per primo sta cosa qua. Allora, il concetto è questo. La tattica, per la mia visione è così, poi ognuno ha la sua. La tattica a scacchi è qualcosa che ci deve venire automatico, esattamente come un pianista deve venire automatico riconoscere le note o come un calciatore deve venire automatico calciare in porta senza Certo, pensare. certo. Tu per fare le cose senza pensare devi averle ripetute 1000 volte. Fino a quando un esercizio di tattica non ti viene quasi istantaneamente. Da cosa nasce questa riflessione, oltre alle cose che ho detto? È che in partita, in realtà, lo sfruttamento di un'occasione tattica possiamo artificialmente scomporlo in due parti. A. Riconosco lo schema. B. Lo eseguo. Ok? Allora, se io sono allenato e un certo esercizio, l'esercizio numero 121, che ha un certo schema, sul libro ci metto 2 minuti a risolverlo. Bene, in partita mi capita la stessa cosa. Ci guardo, sento puzza di bruciato, perché vedo i pezzi che sono disposti in un certo modo, sento puzza di bruciato. Soltanto ci guardo 30 secondi, 40 secondi, un minuto e poi cambio idea. Dico, ma sarà come tutte quelle altre volte che non c'era niente, no? E perché? Perché in partita succedono 10.000 cose. Certo. Giocare una partita a scacchi è come guidare in centro a Milano o a Bologna. Se non hai automatizzato il cambio, questo, quest'altro, Vuoi fare di matto. investi la vecchietta. E noi non vogliamo investire la vecchietta, no? Mossa illegale. Mossa illegale, no? Ecco, e invece cosa succede se per risolvere lo stesso esercizio il mio tempo di risoluzione invece di essere 2 minuti è 15 secondi? Certo. Arrivo, sento puzza di bruciato, dopo 15 secondi vedo, cavolo, è questa, e la gioco. Allora, l'idea degli esercizi di tattica è, ragazzi, non basta risolverli, bisogna risolverli velocemente. E il modo per risolverli velocemente è ripetere esattamente gli stessi. Prendete un libro di tattica e lo ripetete. Quando l'avete finito lo ripetete. Quando l'avete finito lo ripetete. C'era un istruttore, un pazzo furioso americano, che lui usava un software, che lui cosa faceva? Cosa suggeriva nel suo libro? Che non mi ricordo neanche se è stato tradotto in italiano. Forse è Pump Up Your Rating, migliora il tuo livello Elo, potrebbe essere quello. Sì. Allora, lui ti suggerisce un software che sono circa 2000 o 3000 esercizi di tattica. Il primo ciclo, ragazzo, tu me lo fai in 64 giorni. Il secondo ciclo me li fai tutti i 2000-3000 in 32 giorni. Il terzo ciclo, dimezziamo, 16. Hai già capito dove andiamo a finire? Che il settimo ciclo, tutti i 2000-3000 in un giorno. Chiaramente col libro sarebbe un po' difficile fare 2000 esercizi in un giorno, no? Però col software sì. La questione è quella, cioè ogni esercizio di tattica deve diventare un vecchio amico.
un vecchio amico, tu apri il libro e vedi, tac, è quello, tac, non importa se lo fai perché l'hai capito o perché te lo sei ricordato, non Basta che- importa, certo, non importa, certo. no? L'istinto a un E certo punto arriva fuori. lo sviluppi, hai costruito una serie di pattern. Certo. L'altro consiglio che io do, e poi No, chiudo figurati. il comizio, è, è che ogni volta che l'allievo sbaglia un esercizio, io gli dico, va bene, se lo sbagli, ti guardi la soluzione capendola, la posizione guardatela non mentalmente, muovi i pezzi perché deve rimanerti impressa visivamente, devi vederli i pezzi nella posizione in cui vinci, no? Poi torna indietro alla posizione iniziale, al tempo T0, alla posizione di partenza e dici, ok, se mi capitasse in partita, quali erano gli indizi? Qual era lo schema? Qual era la disposizione di quei 2, 3, 4, 5 pezzi che mi facevano dedurre che ci sarebbe stata una posizione? Questo funziona con molti esercizi, a volte non funziona, perché a volte lo schema, il pattern, si verifica non al tempo T0, si verifica dopo scacco, 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 cioè hai una sequenza di mosse forzate Ok. e dopo alla seconda o alla terza mossa salta fuori, lo vedi il pattern ed non c'è sempre, ma per la maggior... se noi riusciamo a fare questa cosa per gli esercizi più semplici, poi per le cose difficili ci pensiamo. Certo. A proposito di libri di tattica così, c'è un libro che tra l'altro ho ordinato da voi, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, Esame di scacchi, quello lì con la copertina blu. L'ho tradotto io. Perché se non mi sbaglio c'è anche quello con la copertina rossa. Quello blu secondo me ha qualcosa in più perché non ti dice se devi trovare della tattica, se devi trovare un qualcosa di strategia, una mossa difensiva, una promozione di un pedone e quindi è eccezionale. E la cosa che poi credo che dia più soddisfazione non è solo no, la soluzione è questa, è sbagliato, ma giri pagina e dietro dice guarda, la soluzione che hai scelto tu è sbagliata, ma insieme a te ha sbagliato il 38% di gran maestri. E tu dici, cacchio, allora questa è molto molto bella perché fa capire, beh, intanto ti mette davanti a un problema che non è il bianco muove e vince, il bianco muove, magari guadagna spazio. E infatti ti simula nel modo migliore possibile la situazione della partita. Quello è il primo libro che io tradussi e Bello, mi bello. piacque molto e da allora, stiamo parlando di più di 10 anni fa, l'ho utilizzato tantissimo con gli allievi e mi sono reso conto, ho toccato con mano che è un libro fatto bene sotto tanti punti di vista. Mi spiego meglio. Khmelnytsky, che è questo grande maestro russo emigrato in America, tra i suoi allievi aveva questo maestro, professore universitario di statistica che lo ha aiutato a scegliere con cura gli esercizi sulla base di una tipologia che potesse comprendere tante tipologie di difficoltà diverse e a scegliere anche il campione giusto di giocatore a cui proporlo. Quindi Certo. lì è stato proposto a non classificati, giocatori di categoria prima, seconda, terza nazionale, fino ad arrivare a maestri, maestri nazionali e grandi maestri. Ed è stato fatto con un criterio molto logico. Ma il risultato qual è? Perché uno potrebbe dire, vabbè, sono tanti libri che ti fanno il test, ti danno un punteggio e ti dicono se tu fai da tot a Sì, tot sì, sì, vali 1800 Sì, sì, o sì. vali 2000, ma è una cosa arbitraria. Se invece tu lo fai con un certo tipo di rigore è diverso e io posso testimoniare dalla mia esperienza come insegnante che quasi sempre in 10 anni, quando io ho sottoposto ho detto agli allievi fate questo libro, il risultato che veniva fuori, cioè la loro performance ELO nel libro, era estremamente fedele. Ma perché dico fedele? Perché andavano a giocare il torneo dopo 15 giorni o un mese e nella colonnina P ELO, il nostro ELO è il punteggio che abbiamo. Quando andiamo a giocare un torneo, nella colonnina P ELO vuol dire, io magari ho 1500, ma in quel torneo lì ho battuto candidati maestri, eccetera, eccetera, ho giocato come se fossi un La 1800, performance. no? La mia performance, ho giocato come se fossi un 1800. Allora, quindi questa colonnina ti dice la tua forza in quel torneo. E per quasi tutti gli allievi che hanno fatto come si deve il libro, devo dire che
la loro performance elo si discostava di pochissimo, di 20-30 punti elo, da quello che era il risultato della loro performance globale. A questo aggiungo, ti permette di valutare anche la tua performance separata per le varie skill, per le varie abilità. Ce ne sono tanti, un'apertura, mediogioco, finale, ma la cosa che a me interessava molto era le abilità in attacco, in difesa, in calcolo, identificazione minacce, eccetera, eccetera. Allora, io avevo un allievo, a un certo punto, che aveva una performance altissima nel calcolo, una performance altissima in identificazione di minacce, in attacco era 300 punti elo più basso. Allora, ragiona, in realtà non ci ho ragionato tanto perché avevo visto le sue partite, avevo analizzato le sue partite, il motivo era molto semplice. Se lo attaccavano lui in difesa, calcolava benissimo e vinceva le partite. Se doveva attaccare lui, non sapeva da dove cominciare perché non aveva gli schemi di attacco. Quindi abbiamo lavorato sugli schemi di attacco, su dei pattern, eccetera, eccetera, e questa cosa qua l'ha aiutato a migliorare molto. Un istruttore che sa usare bene quel libro lì per seguire gli allievi, secondo me può fare tanto per far migliorare bene gli allievi. Un ottimo libro. Qui siamo appunto in questo bellissimo negozio, lì ci sono tutte le scacchiere qui del reparto libro. Il target di persone che entrano qui dentro, chi sono? Principianti, giocatori da circolo? Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che da fuori vengono in pellegrinaggio perché conoscono il posto e devo dire che quando entrano qui dentro, cioè, è come un bambino nel negozio di caramelle, no? Ti dico che dopo meno di 1.000 euro qui di ordine lo faccio perché... E quindi c'è un sacco di gente che gioca a scacchi, e già ci conosce, ordina, eccetera, eccetera, e poi viene in negozio, insomma, tocca con mano, facciamo anche delle chiacchiere piacevoli con te. E poi ci sono anche gli altri sono chiaramente più legati alla cerchia qui del Giro di Bologna, quindi ci sono i genitori che accompagnano i bambini a scegliere il materiale, a scegliere la scacchiera, eccetera, eccetera. Ci sono anche coloro che hanno voglia di farsi un regalo, che sono simpatizzanti con gli scacchi, di farsi un regalo o di fare un regalo ad altri. Quindi c'è un pochettino di tutto, la realtà è molto variegata. E per i libri chiedono un argomento specifico, tipo le aperture. Avete dei libri sulle aperture? Ma anche lì è molto variegato. È chiaro che ci sono alcuni argomenti che sono molto popolari, quindi quello delle aperture è quello più popolare. Poi fra queste persone ci sono quelle che hanno un'idea e tu ti metti a disposizione, a volte magari suggerisci anche qualcosa che potrebbe essere utile, qualcos'altro, però se l'idea quando uno ha un'idea è importante, deve mettersi alla prova, no? Ci sono anche altri che invece entrano con un'idea, poi dopo una chiacchierata cambiano e magari, che ne so, invece di partire con le aperture, sulla base di nostre indicazioni, magari gli suggeriamo di partire dalle basi del mediogioco, Certo. oppure delle idee delle aperture, eccetera, eccetera. C'è un po' di tutto. E Mauro, dalla tua esperienza, so che la scuola russa dice le aperture lasciamole alla fine, partiamo dai finali. Cosa ne pensi di questa cosa qui? Che uno dice il finale è tedioso, non so neanche se ci arrivo e devo partire a studiare da lì. Allora, la logica, se ci pensate, no, è abbastanza banale. Come fai a imparare a giocare con tanti pezzi se non sai giocare con pochi pezzi? Questo è un po' il senso. È vero. E d'altra parte, iniziare dalle aperture, noi sappiamo, chiunque ha preso qualche lezione di tennis sa che se vai alle prime lezioni non ti insegnano il servizio, ma il dritto e il rovescio, perché se ti insegnano il servizio, la battuta, se fai il punto su battuta tutto bene.
ma se mi torna indietro la palla e non ho un dritto o un rovescio, sono nei guai, no? Certo, Ecco, certo, per certo. cui, ecco, chiaramente partire, cioè seguire la logica hard, parti dai finali, è molto frustrante. Perché? Per un principiante? Perché il principiante ha la percezione che non gli servano a niente, Esatto. perché non ci arriva nel finale, o se arriva nel finale, non arriva in un finale dove ha un pedone in più, arriva in un finale dove c'è la donna in più. Dice, la donna in più non ha mica bisogno del manuale dei finali, no? Eh, per cui io credo che, visto che non abbiamo a che fare per la maggior parte con dei professionisti, cioè se si parla di professionisti io credo che sì, si debba partire dai finali o comunque dedicare una grandissima parte ai finali. Per chi non è professionista, un giocatore deve anche studiare quello che gli piace, cioè studiare gli scacchi, come studiare musica, come fare qualunque cosa si faccia nella vita è faticoso, quello è il trucco, è divertirsi a farlo, se no per Certo. superare la fatica ci vuole divertimento. Per cui un bravo insegnante coltiva l'entusiasmo dell'allievo. Se l'allievo si stufa a studiare i finali, corriamo il rischio di perderlo. Per cui sicuramente il mediogioco condito con un po' di finali. Volevo aggiungere una cosa sul discorso della scuola russa. Ti interrompo velocemente per ricordarti che ho realizzato un mini corso completamente gratuito per migliorare a scacchi. Si chiama Scacchi Vincenti e trovi il link per accedere qui in descrizione e nel primo commento. Ora basta, ti lascio continuare con la puntata. Ciao! Perché questa citazione della scuola russa che dice non guardate per niente le aperture, partite dai finali e dal mediogioco, è vera, ma c'è un grandissimo peccato di omissione quando viene citato. Cos'è che non dicono? La scuola russa diceva guardate bene i finali, guardate bene il mediogioco, l'apertura all'inizio ni, però guardatevi un sacco di partite complete. Se vi guardate un sacco di partite complete, l'apertura la imparate non perché avete studiato, ma per Certo. imitazione. Cioè, come facevo io quando andavo al circolo, c'erano quelli forti, mi mettevo lì a guardare quelli che giocavano lampo, giocano e 4 CC, che cosa serve? Vabbè, intanto io la provo, così, no? È chiaro che questo apprendimento scimmiottando non è un apprendimento profondo, però se tu devi copiare gli altri sulle aperture e eventualmente poi chiedi volta per volta, ma qui perché hai fatto questo, qui perché giochi sempre nella siciliana, in questa variante giochi sempre a 6 e B5, perché lo fai? E lì invece non lo fai mai, è sempre una siciliana, ma perché? No? E glielo chiedi, un giocatore forte te lo dice, e questo per chi ha la fortuna o di avere un insegnante o di avere un circolo. Certo. E quindi guardare molte partite e in particolare le partite vecchie. Sì. No, Sì. se guardiamo, perché ci siamo interessati, gli Sì, streaming in diretta di di Nakamura. Nakamura, così, No, no, no. lì rischiamo Vero, vero. di non capirci niente perché queste partite sono costellate di mosse strane. Queste mosse strane sono fatte perché se fai una mossa, loro sanno che se facessero una mossa normale, naturale, andrebbero a stare in inferiorità. Ma perché lo sanno? Perché avevano visto che nel 1940, Esatto. giocando una mossa normale, il grande Certo, certo. maestro Matto Scacco, giocavi già allora, quindi cioè, li porti bene, Esatto, no? esatto. Li porti bene. Il grande maestro Matto Scacco era andato a stare in È posizione vero, è vero, è passiva, vero. no? Sì, sì, sì. Si prendere a volte spunto da quelli a volte fa più male che bene. E parlando sempre di finali, io penso già ai miei modestissimi livelli, sono diventato recentemente prima nazionale, spero presto di raggiungere il tuo livello. Però già ai miei livelli, quello che vedo in torneo, quindi a tempo ragionato, partita a tempo ragionato, 9 partite su 10 vanno ai finali. E nei finali ho sentito dire questa frase, è una fabbrica dei punti, cioè nel senso chi non li sa giocare regala partite che erano potenzialmente pari o addirittura vinte e gli altri che hanno studiato un po' di finali riescono a racimolare punti facilmente per distrazione, la partita poi si è fatta lunga, quindi perdita di concentrazione, sviste, eccetera. E
ogni tanto poi se io finisco prima le partite vado nella categoria magistrale a vedere i maestri che giocano i finali, partita pari, non so, re due pedoni contro sparo, re due pedoni o tre, però la partita è matematicamente patta perché c'è una situazione strana, continuano a giocare fino allo sfinimento. Fino allo sfinimento, nonostante pari, no? Magari uno, non so, uno 1006 dice, ma sì, questa partita è pari, accordiamoci. Però penso che se ti accordi per la patta prima, innanzitutto ti togli la possibilità di imparare da quel finale. Poi uno si aggancia troppo al proprio punteggio e dice, magari questa qui non sono sicuro di vincere, magari la perdo, mi va bene la patta. Però ho visto che quelli forti tendono sempre a giocare bene tutti i finali ed è proprio lì veramente che c'è la differenza fra uno che gioca bene. Chiudo l'ultimo aneddoto. C'è questo maestro internazionale albanese, si chiama Bully Vangel. Lui mi dice, io sono diventato maestro internazionale, non riuscivo a diventare maestro internazionale quando ero maestro FIDE, vado 5 mesi a casa di un gran maestro e in quei 5 mesi abbiamo fatto solo finali di torri. Io dopo quei 5 mesi sono ritornato, ho fatto un po' di tornei, maestro internazionale. Io sono perfettamente d'accordo. I finali, per giocare nei finali si vede chi sa usare bene i pezzi, perché quando ci sono 20 pezzi presenti sulla scacchiera, se tu ne usi male uno, tu hai 20 pezzi, Certo. no? Tra pezzi e pedoni. Se tu ne usi male uno, usi male un ventesimo della tua posizione. Se ti sono rimaste invece 4 unità, se ne usi male uno, stai usando male il 25%, no? È vero. Quindi, e in più è difficile avere altre occasioni, perché man mano che vai avanti hai sempre meno occasioni. Certo, ogni mossa deve diventare veramente... Esatto, quindi cosa succede? Quando ti rendi conto che hai poche occasioni, se non sei sicuro ogni volta, oddio, sarà giusta oppure no? Quando giochi, e ricordiamoci sempre, quando giochiamo delle posizioni che non conosciamo, la nostra attenzione si disperde. E questo vale nelle aperture, Certo, vale nei mediogiochi, certo. la nostra attenzione si disperde. È vero. Ma devo cambiare sto pezzo oppure no? Devo cambiare questo pedone oppure no? Allora, quando io nella vita la mia attenzione è dispersa, allora dunque cosa devo fare? Devo mandare questo, devo fare quest'altro, eccetera, eccetera. È la volta che dimentico le chiavi, mi chiudo fuori di casa. Cioè, la svista, oppure si può dire cappella? Voglia. La cappella dei giocatori forti, quando è che arriva? Arriva quando c'è una dispersione di attenzione e arriva quando siamo, la nostra attenzione, sta È vero. succedendo troppe È cose vero. e non abbiamo automatizzato È vero. certe cose, no? Allora, aver automatizzato certe cose nei finali aiuta tantissimo, e lo aiuta ancora di più perché quando arriviamo ai finali di solito non abbiamo lo stesso tempo che abbiamo in apertura, no? E in particolare io credo che lo studio dei finali vada distinto in due grandi filoni. Ci sono i finali tecnici, i finali teorici con pochissimi pezzi, quelli sono matematica. Cioè non è che se io ti chiedo qui chi sta meglio, ma il bianco sta un po' meglio, no, non è che il bianco sta un po' meglio, o è vinta o è patta o persa, è matematica, no? I finali teorici sono come le combinazioni, cioè la difficoltà delle combinazioni, qual è la difficoltà di un matto del corridoio? La difficoltà è banale. Dice, l'ho imparato. Non è che l'hai imparato, il matto del corridoio lo alleni perché l'avversario ti oppone delle difficoltà per raggiungerlo e tu le devi superare. Il matto del corridoio è una posizione obiettivo. Una posizione obiettivo implica A, che la sai riconoscere così, come la conosci come le tue tasche. Se vai in giro, in campagna, in montagna, se tu sai dove devi andare, sai che è lì. Bon, conosci la scorciatoia e sai che non la devi fare se c'è fango o se c'è la neve, no? Certo. Quindi posizione obiettivo. B, quando sai che hai raggiunto la posizione obiettivo, metti il pilota automatico, non ci devi neanche pensare, ok? Questa cosa vale per il matto del corridoio, ma vale anche per la posizione di Lucena, o la posizione di Philidor, o quella di Vancouver, o quello che vuoi tu, no? Quindi è importante che queste posizioni dei finali vengano allenate, ripetute.
questo non è un video pubblicitario, ma ne approfitto. Il motivo per cui ho deciso di fare un libro che si chiama La palestra dei finali, che è un libro di esercizi dei finali. Io non l'ho voluto fare per fare l'ennesimo libro di finali di Casadei, quando c'è Dvoreschi, e c'è gente molto più qualificata di me. Ho deciso di fare un libro che potesse essere dedicato a giocatori soprattutto di basso livello. Poi anche, sappiamo che i finali sono trasversali, quindi il giocatore di basso livello può conoscere il finale altrettanto male che un giocatore anche magari secondo, primo nazionale, Certo, no? certo. Però che avesse degli esercizi da poter fare e da poter ripetere esattamente come ti dicevo per le combinazioni. Li ripeti fino a quando non sono un vecchio amico. E consiglio ai miei allievi di dedicare un giorno alla settimana agli esercizi dei finali, mentre per le combinazioni tutti i giorni, cioè, o meglio tutti i giorni, il settimo giorno Nostro Signore si riposò, però mai saltare 2 giorni consecutivi, perché tu non te ne accorgi, ma in partita se ne accorgono i tuoi avversari quando tu sei molto allenato. Questo vale per le combinazioni, ma vale anche per i finali. Dedicare ragionevolmente un giorno alla settimana all'allenamento e alla ripetizione di certe cose di finali, secondo me è utile proprio per quello che dici tu. Certo. Il secondo filone sono i finali strategici, i finali complessi. I finali strategici complessi sono quelli, per esempio, abbiamo 4-5 pedoni per parte, un attore e un cavallo contro un attore e un alfiere. Lì non puoi dire, anche se è un pedone in più, non posso dire che hai vinto. Certo. Posso dire vantaggio netto. Vantaggio netto vuol dire che se non faccio errori posso vincerlo, questo se non faccio errori. L'ultima cosa sul discorso di giocare, lo dico ai ragazzi giocate, non accordatevi per la patta, cioè se c'è un margine per giocare per vincere, ogni partita è un'occasione per crescere, il famoso discorso del risultato, cioè se io faccio patta, se facendo patta vincete il torneo, fate patta. Chiaro. Se facendo patta ottenete una categoria, fate patta. Se facendo patta andate a premio, ok, fate patta. Ma anche lì, delle volte, provate a pensarci che se fate patta arrivate terzi e se vincete arrivate primi. C'è una bella differenza, no? Non a caso Bobby Fischer odiava fare patta, no? Lui giocava o si vince o si perde, lo spirito proprio del guerriero. Certo. Si impara tantissimo. Mauro, ti ringrazio. L'unica cosa per chiudere, qual è qui ci sono un sacco di libri. Sì. Un libro che tu dici questo andrebbe scoperto, non è abbastanza conosciuto e vale la pena di porre l'attenzione. Non vorresti proporne qualcuno? Allora, sì, ce n'è uno che io ho voluto fortemente tradurre. Ti interrompo velocemente per ricordarti che ho realizzato un mini corso completamente gratuito per migliorare a scacchi. Si chiama Scacchi Vincenti e trovi il link per accedere qui in descrizione e nel primo commento. Ora basta, ti lascio continuare con la puntata. Ciao! Ed è questo. Juri Jakovic, Schemi di attacco nelle siciliane. Era uscito in inglese con il titolo di Sicilian Attacks. Allora, prima cosa, questo è molto meglio della versione in inglese, perché? Perché abbiamo curato l'impaginazione in maniera tale che si possa navigare nelle varianti. E quindi poter navigare nelle varianti vuol dire che si va sempre a capo con le mosse, che sono in grigettino le mosse, le sottovarianti. E invece lì era tutto... era quasi... era molto difficile da seguire le varianti, e per l'argomento questa cosa fa la differenza. Quindi questo per l'impaginazione italiana l'abbiamo curata che fosse più leggibile, ed è per questo che è diventato 100 pagine più lungo, perché per fare più ordine ci vuole la casa più grande, no? e quindi per fare più ordine ci vuole il libro un pochettino più grande, però è più ordinato, si legge molto bene. Questo è un libro che avrei voluto avere quando studiavo da ragazzo e quando studiavo gli arrocchi eterogenei nella siciliana, no? Suppongo tu sia un sicilianista. Mi piace, non sono, ci sono dei sicilianisti molto più, però mi sarebbe piaciuto avere delle indicazioni maggiori, perché
era perfettamente chiaro a tutti che quando fai l'arocco lungo contro l'arocco corto, Bisogna- se c'è un punto di rottura, se c'è un pedone spinto è più facile aprire una colonna, ma ci sono, quindi nel dragone sì, oppure se il nero ha giocato H6, Certo. oppure il bianco ha giocato A3, c'è la spinta di rottura sulla colonna G o sulla colonna B, eccetera. Però non è sempre così. Nel famigerato attacco inglese, dove tutti tengono i pedoni fissi lì, non è chiaro, Certo. non è chiaro, ti dicono sì, Butta- e poi a un certo punto sì, ti dicono la logica generale, ti dicono delle cose scontate, almeno all'epoca ti dicevano delle cose scontate, e poi a un certo punto ti ritrovavi buttato nella tattica. È vero. Qui invece ci sono degli schemi di attacco, degli schemi, delle idee, prima che le mosse. Che puoi Sì, prendere... delle idee per strutture pedonali. Adesso Quindi- hai visto che c'è di moda questa variante del nero per controattacco inglese H5 subito da parte del nero per cercare Sì. di fermare l'avanzata. Sì, Cosa ne pensi? Lo vedi che può funzionare? ma io credo che sicuramente è utile e diciamo stiamo parlando di posizioni in cui il nero per molto tempo tiene il re al centro e questo diciamo catapulta la partita in una zona veramente molto moderna. Quando intendo molto moderna e molto complessa, come una partita di calcio dove tutti fanno pressing, no? Quindi funziona, però delle volte sì e delle volte no, è come la barzelletta della freccia, funziona la freccia, adesso sì, adesso no. I dettagli, cioè è difficile dare una risposta, Sì. credo che comunque sia diciamo, butti la partita in una zona, Esatto. in un blob, nella Sì, palude. sì. Diciamo che proprio forse Come anche diceva Califano, nella palude si serva solo il coccodrillo, no? Bella. No, diciamo che forse proprio lo scopo del nero è quello di buttarla in cacciara con l'idea di dire ok, posso sbagliare io, può sbagliare anche il Sì. bianco, e quindi lo scopo della siciliana è proprio cercare magari anche il punto contro È, il bianco. è un contrattacco più che una difesa. Esatto, Questo esatto. è un libro dedicato alle varianti in cui esplicitamente il bianco fa rocco lungo e il nero fa la rocco Rocco corto. corto. In questo libro non è stato sviluppato, non sono state sviluppate le varianti dove entrambi arroccano corto, anche perché su quello c'è una discreta letteratura, ma soprattutto non sono state sviluppate le varianti in cui il bianco arrocca lungo e il nero tiene il re al centro. Però già questo fornisce veramente tanta roba perché c'è la struttura di pedoni Najdorf, la struttura, non tanto l'ordine di mosse, e soprattutto c'è una modalità narrativa di questo Jakovic che è la modalità narrativa dei russi, che troviamo anche in altri autori, in Mikhail Chishin, la troviamo in Razuvajev, la troviamo, lo faceva all'inizio anche Botvinnik, per certi versi, anche se adesso sono molto più... me ne manca uno. Ah, coso? Shereshevsky nelle pattern finali, per esempio, lo fa. Cioè, ogni partita è una matriosca. A un certo punto, tu arrivi a un certo punto, lui ti dice la storia di questa variante comincia 20 anni prima dove era stato giocato questo. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'abbiamo impaginato con degli intermezzi Ok. con la cosa grigia, che nel libro in inglese non c'erano. A un certo punto tu leggevi e poi cominciava il flashback, no? Certo. Se io perlomeno che ho bisogno di una struttura diventavo matto. Bellissimo, però cavolo, qui dobbiamo fare qualcosa, no? Ma dei flashback che durano 2 pagine, 2 Certo, pagine e mezzo, certo. 3 pagine, no? Ecco. Chiaro. E quindi ogni partita è una storia, è una storia che contiene altre storie dentro, no? E questa modalità narrativa, questo raccontare una partita ti permette veramente di imparare molto di più, perché vedi che era stata messa in atto una determinata idea d'attacco. Nella prima partita il bianco aveva massacrato il nero, poi è arrivato un altro nero che diceva no, questo non me la fai, aveva giocato una mossa, il nero aveva massacrato il bianco, poi è arrivato un altro bianco e ha detto no, questo non me la fai, e il bianco aveva rimassacrato il nero, fino ad arrivare a un certo punto. Quindi si impara da tante idee
non completamente corrette, è dagli errori che si impara di più, perché dagli scontri degli scacchi sono uno scontro di idee e lo scontro di idee noi ce l'abbiamo tra esseri umani. Quindi questo, ritorniamo al discorso del computer. Il computer e il motore va benissimo da usare a posteriori per verificare le idee giocate, Certo. ma usare soltanto il computer ci toglie, perdiamo tanto, Certo. perdiamo tutte quelle idee scorrette che avrebbero potuto funzionare e non hanno funzionato, oppure che si potevano confutare. E noi dobbiamo anche imparare a confutare le idee scorrette. Chiaro. Se guardiamo solo il computer non ci riusciremo. Chiaro, chiaro. Mauro, grazie della chiacchierata e spero che ci vediamo presto. Adesso Volentieri. andiamo a comprare un po' di roba. Eh? Ok.